Una buonasera cari telespettatori, grazie come sempre per aver scelto l'informazione di Telefriuli. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.135 tamponi molecolari sono stati rilevati 364 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'8,8%. Sono inoltre 12.597 test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 32 casi, 0,25%. Nella giornata odierna si registrano 3 decessi, 3 uomini rispettivamente di 75, 79 e 83 anni. Il primo è di Tarvisio, è deceduto all'ospedale di Udine, il secondo di Trieste al presidio ospedaliero universitario e il terzo di Sgonico, deceduto sempre all'ospedale di Trieste. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 19, mentre i pazienti in altri reparti risultano essere 160. Alcune centinaia di persone hanno preso parte alla nuova protesta No Green Pass oggi pomeriggio a Trieste, promossa dall'associazione Vivere e Sopravvivere. Al momento in piazza del Ponte Rosso si sono radunate per un presidio No Paura Day alcune centinaia di persone. Prima dell'inizio della manifestazione i promotori hanno invitato i presenti a mantenere il distanziamento. In pochi hanno indossato le mascherine tra le persone in piazza, alcuni hanno esposto cartelli con su scritto No Green Pass e non siamo cavie. C'è chi ha portato con sé coperchi di pentole e tamburelli. In piazza si è presentato anche Stefano Puzzer, leader del movimento La Gente Come Noi FVG. Su un palchetto allestito al centro della piazza è intervenuto Carlo Freccero, ex direttore di Rai 2. In questi ultimi 18 mesi ha criticato la propaganda, ci ha trasformato con la paura e il popolo obbedisce. Il cancelliere austriaco Alexander Schallenberg ha convocato una conferenza stampa per annunciare l'entrata in vigore da domani del lockdown per i non vaccinati. La situazione è grave, ha sottolineato, dobbiamo aumentare il tasso di vaccinazione, è vergognosamente il più basso. Non possiamo andare avanti di questo passo a cuor leggero, ma purtroppo è necessario. Secondo quanto riporta il Guardian, circa il 65% della popolazione è completamente vaccinato contro il Covid. Questo è uno dei tassi più bassi dell'Europa occidentale. Quello della pandemia è un tema che va affrontato con speranza, evitando contrapposizioni e trovando il dialogo. Così si è espresso l'arcivescovo di Udine Andrea Bruno Mazzoccato in occasione della celebrazione della 72esima giornata provinciale del ringraziamento agricolo che si è tenuta al Duomo di Udine. Eccellenza, che sapore ha la ricorrenza appunto di San Martino, che è festa di ringraziamento alla chiusura della stagione agricola all'epoca del Covid? È un segno certamente di speranza, perché la natura continua con la sua fecondità a produrre, e anche il segno anche di molta buona volontà e di speranza da parte agricoltori e allevatori, i quali continuano comunque a lavorare la terra e mi dicono anche, ho saputo dai responsabili Coldiretti, con buoni risultati. Quindi a me pare che è il segno che noi andiamo avanti. Senta, proprio pensando al Covid, che futuro vede? Secondo me il Covid bisogna affrontarlo certo con la dovuta prudenza e saggezza. Ecco, poi mi permetto di dirlo, l'ho già detto però in qualche omelia, evitando contrapposizioni. Capisco che ci sono posizioni diverse, però bisogna che evitassimo le contrapposizioni e trovassimo una forma di dialogo. E dopo io dico, pur col Covid, noi dobbiamo continuare a vivere, a fare il nostro percorso, a realizzare la nostra vita, il senso della nostra vita personale e comunitaria. Sto Covid passerà, noi andiamo avanti. Certo è una prova che ci purifica, però io penso che questa sia la linea da seguire. Lo studio di Italia Oggi sulla qualità della vita boccia 2 delle 4 province del Friuli Venezia Giulia. Udine, che nel precedente rilevamento si era posizionata al 9° posto, precipita al 46° posto. Pordenone, che si trova l'anno scorso in vetta alla classifica, è scivolata al 9° posto. Il capoluogo esontino dal 44° risale di 2 posizioni. Brillante invece la performance di Trieste, che dal 47° posto balza in maniera energica al 7° posto. Quest'anno la città più vivibile è risultata Parma. L'indagine tiene conto di numerosi parametri, fra i quali reddito, tempo libero, lavoro e sicurezza.
Matteo Salvini ha lanciato ieri durante la convention della Lega la candidatura di Anna Maria Cisint per il secondo mandato come sindaco di Monfalcone. Lei dice di essere onorata e aggiunge: è presto. Sono veramente onorata delle parole che il nostro segretario nazionale ha speso nei confronti miei e della mia amministrazione. È chiaro che è molto presto. Il capo della Polizia Franco Gabrielli sarà stasera a San Daniele e domani all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Udine, dove riceverà la laurea honoris causa in comunicazione multimediale e tecnologie dell'informazione. Tra poco, nel capoluogo sandanielese, invece, il prefetto Gabrielli riceverà un altro riconoscimento per una vita spesa per la legalità. Alla celebrazione della 72esima giornata provinciale del ringraziamento agricolo era presente il presidente di Coldiretti Udine, Gino Vendrame, che ha raccontato come ci si sia lasciando alle spalle un'annata difficile durante la quale gli agricoltori non hanno mai mollato e grazie a questo adesso stanno arrivando soddisfazioni soprattutto in ambito cereagricolo e dalla viticoltura. Presidente Vendrame, che annata agricola è stata? È stata un'annata agricola difficile, abbiamo avuto periodi, una gelata iniziale, poi una siccità, delle grandinate a macchia di leopardo. È stata veramente un'annata difficile, questi cambiamenti climatici si fanno sentire, ma i nostri agricoltori non hanno mollato, hanno continuato a lavorare con costanza i propri terreni. E diciamo che anche se l'annata era partita un po' negativa, per così dire, i prezzi sono saliti, che non sono sempre un beneficio, perché va da sé che se le granaglie salgono anche i prezzi dei mangimi e poi pagheranno questo scotto gli allevatori, ma diciamo che nel complesso abbiamo chiuso con ottimismo e anche con dei buoni prezzi. Concludendo, da dove sono arrivate le maggiori soddisfazioni? Ma le soddisfazioni stanno arrivando, sono arrivate in ambito cerealicolo, soprattutto in quest'ultimo mese, poi anche per quello che riguarda la viticoltura. Ci si aspettava delle produzioni molto più scarse a causa appunto di gelate e grandinate. In realtà il peso specifico era buono, perciò abbiamo avuto ottime produzioni anche con un ottimo prezzo. In complesso non lamentiamoci, è un'annata difficile anche per altri motivi. Insomma, sappiamo che questo momento pandemico sta creando una fluttuazione sui prezzi, non solo delle derrate alimentari, dei prodotti agricoli, ma anche di altri prodotti non agricoli. Perciò insomma non ci lamentiamo e andiamo avanti con fiducia. Costa Crociere, unica compagnia di crociera a battere bandiera italiana insieme al Centro per l'impiego di Trieste della Direzione Centrale del Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia della Regione, ricerca circa 60 nuove figure professionali da impiegare a bordo delle sue navi. Si tratta di 18 receptionist, 25 animatori e 18 tecnici, la cui assunzione avverrà attraverso un percorso specifico che prevede l'invio della candidatura con un recruiting day e corsi di formazione gratuita precedenti all'imbarco. Le persone selezionate attraverso appunto questa selezione avranno accesso a un corso di formazione gratuito finanziato dalla Regione, il cui inizio è previsto indicativamente nel mese di gennaio, avrà una durata di circa 350-400 ore. E andiamo nella Bassa, grande soddisfazione ha espresso Lanfranco Sette, sindaco di Latisana, per il risultato che è stato oltre le aspettative della festa di San Martino tenuta quest'anno nella cittadina friulana, una manifestazione con cui si è voluto dare un segnale importante di fiducia anche alla realtà commerciale in un momento difficile. Sindaco, edizione del San Martino 2021, dopo lo stop la risposta è stata di quelle importanti. Sì, siamo emozionati, siamo contenti di un risultato che è stato oltre le aspettative, quindi il messaggio che noi abbiamo cercato di dare è: lo possiamo fare con massima attenzione alle prescrizioni sanitarie, ma cerchiamo di stare vicino agli operatori economici, alle persone, e anche diamo un segnale che possiamo voltare pagina per superare una situazione di disagio che è rimasto dopo la grande esperienza planetaria di questa emergenza che abbiamo dovuto affrontare. Abbiamo avuto una manifestazione meravigliosa, partecipata da tante associazioni, da tanti operatori economici. Le persone hanno capito, anche quelli che sono venuti da fuori, quello che era il messaggio, cioè quello di dire: a Latisana abbiamo una realtà commerciale, emporiale di grande prestigio, perché abbiamo visto che gli amici che sono venuti a trovarci sono entrati nei negozi
e hanno voluto partecipare agli eventi, hanno voluto essere parte loro stessi della festa. Quindi per noi è un risultato meraviglioso che ci incoraggia a continuare su questo segnale, quindi su questo viatico. La prima sconfitta stagionale per l'Udine City è arrivata ieri nell'attesissimo derby con il Pordenone, finito 1-4 per gli ospiti. Ma se dobbiamo leggere la partita nel suo complesso, ribadisco, il Pordenone ha meritato di vincere. Dobbiamo partire da questo. Magari potevi giocartela da metà. Sì, sicuro, però io non amo questo tipo di recriminazioni. Vince sempre il più forte, a mio avviso. Potevano cambiare i numeri, sicuramente. Il rigore, a mio avviso, è stato generoso, molto generoso, ed ha dato una svolta alla gara. È quello che ha chiuso la partita. Ecco, dai. e poi non avevamo più energie perché, ripeto, l'avevo preparata in un certo modo, ma certamente rinunciare a Kamencic e giocare con Siro, in quel primo tempo Siro è stato strepitoso. I primi 10 minuti non abbiamo giocato una grande partita, loro erano aggressivi, ci hanno rubato un paio di palloni e sono andati in vantaggio, quindi era un po' in salita la partita che dovevamo fare, però dopo credo che gli ultimi 30 minuti abbiamo costruito tanto, abbiamo avuto tante palle gol, e anche se senza togliere niente a loro che hanno avuto qualche palla gol, però credo che eravamo la squadra migliore in campo. Beh, è stato sicuramente un bel derby, molto combattuto. Il risultato probabilmente è un risultato giusto perché il Pordenone ha dimostrato, almeno in questa partita, di essere più squadra. Io e tutto il movimento regionale ci auguriamo che questo bellissimo sport abbia sicuramente un'azione di proselitismo nei confronti dei nostri ragazzi. Mi piacerebbe pensare di portare questi ragazzi a vedere una di queste gare proprio per lanciare questo sport che è bellissimo. Molto bene, termina qui la nostra edizione del telegiornale regionale. Un grazie alla regia di Francesco Snidero. Alla prossima, rimanete con noi, arrivederci.